C'è un PD che la manifestazione di Roma non ha potuto seguirla perché è impegnato nelle discussioni della Leopolda, come il senatore Giorgio Santini, alle spalle una vita nel sindacato della CISL, oggi impegnato a coordinare un tavolo sulla crisi economica. Anche per questo si sente di dire alle sigle sindacali e ai lavoratori che il governo Renzi ha come primo obiettivo proprio la ripresa di economia e occupazione. Francamente mi pare che un sindacato dovrebbe essere attento a individuare meglio le proprie critiche, che ovviamente sono legittime, senza andare nello scontro frontale. Alla Leopolda anche Alessandra Moretti, che si dice scettica su una doppia narrazione della sinistra. Quali sono le vere ragioni di una protesta contro un governo di sinistra che investe sui lavoratori e sulle imprese come mai prima, si chiede? Ho molto rispetto per la piazza della CGIL, perché delle persone che manifestano va sempre ascoltato il disagio, però credo che stiamo tutti dalla stessa parte. I punti della piattaforma di protesta, afferma l'eurodeputata, sono compresi nella riforma del lavoro e nella legge di stabilità del governo. Scetticismo di segno diverso quello di Federico D'Incà, parlamentare 5 Stelle bellunese. Resta in questo paese le difficoltà di 6 milioni di poveri che in questo momento sentono tutte le difficoltà di un paese sulle loro spalle. Prossimamente forse anche l'IVA potrebbe essere al 25,5%. È questo cambiamento che gli italiani e veneti vogliono? Forse abbiamo bisogno di altro. Sintetico il commento di Maurizio Sacconi, capogruppo del Nuovo Centrodestra al Senato, che affida all'ANSA il suo pensiero: il lavoro non si fa nei convegni o nelle piazze, ma nelle fabbriche e negli uffici, liberando gli imprenditori dalle regole e dalle tasse. Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, dice di non aver visto né la piazza della CGIL né la Leopolda, ma comunque afferma: siamo di fronte a un PD dimezzato, diviso e scissionista. Di fronte a questo non posso che chiedere le dimissioni di Matteo Renzi.